Ecco qua Ruffazzo, perfetto. C'è la bufera a Venezia, ma questa volta la battaglia politica non c'entra ed il braccio di ferro per una volta si risolve in sorrisi, anche se sferzati dal vento. Eccoli insieme, fianco a fianco, il governatore del Veneto Luca Zaia e la sua sfidante del centrosinistra Alessandra Moretti, uniti questa mattina nel nome della Coldiretti per sostenere la grave crisi degli allevatori. E sono loro che si prestano a mungere le due mucche trasportate nella stalla galleggiante. L'urlo disperato degli allevatori che dicono basta alla chiusura costante delle stalle. Le stalle continuano a chiudere, considerate che noi importiamo circa 80 milioni di quintali di latte dall'estero e ne produciamo circa 110 milioni. È bene ricordare che ogni milione di quintali di latte importato se ne vanno per noi 17.000 vacche e 1.200 posti di lavoro. Si riprenda subito il progetto che ho lasciato da ministro, dice Zaia, ovvero l'origine obbligatoria in etichette che permette al consumatore di riconoscere l'origine del latte che sta consumando. La politica può e deve in questo momento difendere il latte, difendere i nostri produttori, soprattutto in Europa, e ci deve essere un coordinamento forte tra governo, regione e i nostri europarlamentari. In particolare però bisogna dire basta ad una burocrazia soffocante. Basta, continua la Moretti, con questa burocrazia e queste regole che stanno uccidendo i nostri imprenditori, impedendo loro di continuare ad investire. La Chiatta ha raggiunto piano piano il bacino di San Marco, fermandosi proprio di fronte alla piazza, sotto gli occhi incuriositi dei turisti. Il maltempo, il forte vento e la pioggia non hanno scoraggiato la Coldiretti, che ha promosso questa singolare protesta a difesa del latte italiano. Siamo ormai al limite. Quando portiamo le mucche sotto il leone di San Marco significa che siamo all'estremo delle forze. Le nostre aziende ormai sono allo sbando, le nostre aziende ormai stanno chiudendo, le nostre aziende non danno più il futuro per i figli che non vogliono più continuare a fare questo lavoro. Questo è una cosa veramente aberrante. Unico neo dell'iniziativa, una mucca che nella mattinata è scivolata nel canale di Scomenzera. L'animale è stato subito recuperato, ma l'incidente ha fatto scattare le ire degli animalisti che hanno annunciato una possibile denuncia agli organizzatori per maltrattamento di animale.